Numeri davvero importanti e un clima da livello pre-pandemia per la mostra internazionale dell'occhialeria che per 3 giorni ha richiamato migliaia di addetti ai lavori nei padiglioni della fiera Milano Rho. Mido numero 51, la rinascita, si potrebbe sintetizzare così il risultato dell'evento irrinunciabile per il settore manifatturiero legato soprattutto alla provincia di Belluno e al Veneto. La partecipazione è stata importantissima, più di 26.000 persone che hanno fatto l'accredito alla fiera, per cui direi che finalmente siamo fuori degli ultimi 3 anni che sono stati particolarmente difficili, non solo per il mondo dell'occhialeria ma per tutti gli imprenditori. Aria di rilancio del settore, quest'anno orfano di Leonardo Del Vecchio, scomparso lo scorso mese di giugno, che ha fatto grande la storia di Mido. Oltre 1.000 metri quadrati l'area del gruppo Luxottica e di tutte le società ad essa collegate, senza scordare le piccole aziende artigiane. Se c'è positività in queste fiere qui, dopo si ripercuote nel lavoro che spetta alle aziende, soprattutto per quanto riguarda l'export. Che resta il settore trainante del comparto. Mido è stata certamente segnata dall'annuncio della chiusura dello storico stabilimento bellunese di Safilo, anche se non una parola s'è letta nelle note e nei discorsi ufficiali, il che, a ben vedere, ha fatto alzare il sopracciglio a più di qualcuno a 2 giorni dalla grande manifestazione per il lavoro che mobiliterà le maestranze e i sindacati a Longarone.